Chiaramente il tempo ha influito parecchio, in particolare nella provincia di Pordenone, dove ad esempio la grandine, ai noi, ha lasciato il segno. Allora, Stefano Trinco, innanzitutto è così per quanto riguarda la grandine. Sì, in effetti ci sono stati tre eventi grandigeni a partire dalla seconda metà di maggio che hanno colpito la regione e prevalentemente la provincia di Pordenone, per cui sono stati sia a inizio maggio che a inizio giugno e poi a fine giugno tre eventi molto importanti che hanno rovinato parte della cultura, però insomma diciamo che c'è stato il tempo anche per recuperare, per cui la pianta sa un po' recuperare, per cui perderemo in quantità probabilmente ma non in qualità. Ecco, quella per quanto riguarda la fascia vicino al Veneto, no? In particolare. Sì, a confine con il Veneto, la fascia appunto più a ridosso di Pordenone, tra Pordenone e Sacile, poi anche comunque verso i comuni di Zoppola, salendo un po' verso San Giorgio alla Richinvelda, insomma. Però sono fenomeni che hanno colpito per fortuna Macchia di Leopardo, ahimè chi è stato colpito ovviamente avrà danni, ma insomma altri per fortuna ne sono usciti indenni.